Allora vi diciamo che siamo pronti per la fase finale dell'11° raduno del battaglione alpini Gemona, che si concluderà domani presso la caserma Goi Pantanali di Gemona. Gli alpini tornano in diretta su Antenna 3. In attesa della donata nazionale di Biella dal 9 all'11 maggio e la Triveneta di Conegliano di metà giugno, domani mattina dalle 9:30 trasmetteremo il raduno del battaglione Gemona. Come lo scorso anno, una delle nostre telecamere salirà sul treno a vapore che partirà da Treviso, raccontando le emozioni della tradotta e i ricordi del primo viaggio di tanti giovani verso l'esperienza del servizio militare. In contemporanea un'altra troupe seguirà sempre in diretta i preparativi nella città friulana, dove all'arrivo del convoglio storico ci sarà il primo momento solenne in piazzale Bertagnoli. A seguire lo sfilamento verso la caserma Goi Pantanali per la cerimonia ufficiale, con uno scenario d'eccezione. L'associazione Cingoli e Ruote per conoscere la storia metterà a disposizione una serie di mezzi storici inediti che molti di voi non avranno mai visto, e sarà l'occasione di assaporare, toccare con mano quello che sono stati e la funzione che hanno avuto nelle varie vicende belliche. Poi il ricordo dei caduti, Durante il quale verrà consegnata la riproduzione di 2 targhe dedicate a 2 valorosi ex ufficiali del Gemona, di cui uno dei fratelli d'Allarmi, di cui uno, Rinaldo, fu anche nostro comandante del battaglione e perse la vita nella tragica campagna di Russia. il ricordo della campagna di Russia, ma anche dei giovani alpini dei gruppi Udine e del Conegliano. 30 alpini, prevalentemente trevigiani, che qui hanno lasciato la vita. Ricorderemo come caduti veramente con alte motivazioni militari, perché stavano compiendo il loro servizio alla patria in questa caserma. Grazie a tutti, vi aspettiamo.